Arrivati a Roma i 190 cresimati della diocesi di Chiavari, oggi prima tappa nella Basilica di San Paolo fuori le mura, l'auspicio degli accompagnatori proseguire il cammino di fede dentro la chiesa. Il paradiso non è a numero chiuso, ma la via per la vita eterna non è una bella autostrada, così il Papa all'Angelus ha commentato il Vangelo domenicale: per salvarsi bisogna amare Dio, ha detto, e il prossimo. Tempi e progetti sull'area ex Italgas, la richiesta dei gruppi di minoranza a Chiavari in Consiglio Comunale, proposto un tavolo per fare chiarezza sulle future costruzioni e sui servizi. La comunità di Carro in Val di Vara si è riunita per celebrare Sant'Antonio Maria Gianelli, grande devozione e amore per il santo patrono nato a poca distanza dalla chiesa di San Lorenzo. Ritorno in Serie B con vittoria per la Virtus Entella che al Comunale ha battuto il Livorno dell'ex Mister Breda per 1-0 a segno Mancosu su calcio di rigore. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Sono arrivati nel primo pomeriggio di oggi a Roma i partecipanti al pellegrinaggio dei cresimati della diocesi di Chiavari. Prima tappa a San Paolo fuori le mura, una basilica ricca di storia. Qui i giovani hanno partecipato ad un incontro sulla figura di San Paolo. Ce ne parla in collegamento in diretta Don Luca Sardella, che vedete alle mie spalle. A te, Don Luca. Grazie Maurizio, buonasera a tutti. Prendiamo la linea in diretta dal Roma Camping Village, che sarà la sede per le 2 notti dove i cresimati trascorreranno proprio qui per visitare anche la città di Roma. Come dicevi, si entra nel vivo del quinto pellegrinaggio diocesano dei cresimati. Di fatto questa è la quinta edizione, insieme al nostro vescovo, che ci ha raggiunti in tardo pomeriggio. Il gruppo dei 190 ragazzi è partito questa mattina di fatto all'alba dalle varie parrocchie della diocesi, è arrivato qui a Roma nel primo pomeriggio, prima tappa, come ricordavi, la Basilica di San Paolo fuori le mura. Per alcuni dei ragazzi la visita alla città di Roma è un po' una prima volta, non è la prima volta invece per Marco, arriva da Rapallo. Gli chiediamo subito qual è la prima impressione di questa esperienza. La mia prima impressione è quando ho visto la Basilica di San Paolo, che mi è piaciuta molto, e per lo stile, per le mura, per come era strutturata e per la grandezza. Ti chiami? Elisa. Da dove arrivi? Da San Salvatore. Per te la prima volta a Roma? No. Però la prima volta con un'esperienza di questo tipo, evidentemente. Allora, raccontiamo le tue impressioni di questa prima giornata. Mi è piaciuto molto della Basilica, le immagini dei Papa dipinte che mi hanno veramente impressionata. È una chiesa, come ricordavi, ricca di storia, ricca di arte, ma anche ricchissima di spiritualità. Sono tantissimi pellegrini che da ogni parte, potremmo dire, del mondo raggiungono Roma e raggiungono la Basilica di San Paolo fuori le mura. Ci sono alcuni custodi che tengono vivo il fuoco spirituale di questo luogo, sono dei monaci benedettini, ne abbiamo incontrato uno. Da un punto di vista spirituale, che valore ha sostare in questo luogo? Penso sia uno dei momenti cruciali della vita spirituale di ognuno. Paolo è la base, dopo Nostro Signore naturalmente, del cristianesimo. Paolo è quello che ci ha dato le basi per la teologia, per la spiritualità, per tutto ciò che ha creato poi il pacchetto della Chiesa. E quindi vuol dire ritornare alle origini, vuol dire ritornare alla sorgente, riprendere in mano il Vangelo e ricominciare ogni giorno attraverso le lettere di Paolo a riscoprirlo. Ecco perché questa basilica è così importante ed ecco perché questa basilica è la basilica ecumenica della Chiesa Cattolica. Davanti alla tomba di Paolo si raccolgono ogni giorno non solo i cattolici, ma anche tutte le famiglie protestanti e tutti i fratelli ortodossi. Quindi tutta la cristianità viene a raccogliersi davanti alla tomba di Paolo, proprio perché sono gli scritti di Paolo che ci hanno tutti iniziati alla scoperta del Vangelo.
E qui a Roma fa molto caldo, ma è anche molto caldo il clima che si respira tra i partecipanti. C'è stato modo di conoscersi anche tra ragazzi che arrivano dalle varie parrocchie nel lungo viaggio in pullman. Elisa, ancora con te, che cosa ti aspetti da questi giorni? Di divertirmi e conoscere delle nuove persone. La sveglia questa mattina è stata molto presto. Voi arrivate, vi chiamate? Isabel. Giada. Da dove arrivate? Gattorna. Anch'io Gattorna. La sveglia da Gattorna questa mattina a che ora è suonata? 5. Io 5:30. Il viaggio in pullman è stata anche l'occasione così per conoscersi, avete stretto delle nuove amicizie? Io no, però spero in questi giorni di crearmi dei nuovi amici. Della giornata di oggi che cosa ti è piaciuto di più? A me è piaciuta tanto la storia della Basilica e poi mi è piaciuta anche la storia di San Paolo e San Pietro. La storia di San Paolo e di San Pietro che è stata ripercorsa proprio nell'incontro che si è tenuto dentro la Basilica. Ascoltiamo però una sintesi con altre voci nel servizio di Cristina Oneto. Al cuore del pellegrinaggio dei 190 ragazzi della diocesi partiti in mattinata dal Tigullio il desiderio di un incontro che si fa cammino condiviso con tanti coetanei, molti dei quali conosciuti per la prima volta in pullman. Nei pensieri e nei cuori dei cresimati tanti desideri e l'emozione di vedere anche luoghi sconosciuti. Volevo fare un'esperienza nuova, andare a vedere Roma che non c'ero mai andata e conoscere il Papa. Perché c'erano i miei amici e per stare con loro e poi anche per provare un'emozione diversa perché incontrare il Papa non è una cosa che fai comunque tutti i giorni, quindi secondo me è anche un'emozione diversa e volevo provarla. Vorrei visitare più posti possibili, divertirmi soprattutto e appunto fare amicizia. Il pellegrinaggio diocesano dei Cresimati a Roma viene proposto in diocesi per il 5º anno consecutivo in un crescendo di partecipazione e di entusiasmo. La proposta è quella di ascoltare testimonianze, visitare luoghi e andare al cuore del proprio cammino di fede. Per molti giovani tutto questo si sintetizza in un abbraccio, quello che sperano di dare e ricevere dal successore di Pietro. Mi piacerebbe tanto incontrare il Papa da vicino, speriamo di essere tra i 4 fortunati. Conoscere nuova gente e poi magari riuscire a salutare o comunque abbracciare il Papa. Io il Papa l'ho già incontrato a Genova, però incontrarlo a Roma è sempre più bello, quindi spero anch'io di uscire. Per i catechisti che accompagnano il gruppo l'auspicio è quello di tornare rafforzati e sostenuti nel proprio impegno. A Roma è un traguardo, per averli accompagnati in questi anni, la gioia di essere qui e di continuare con loro la relazione e anche una vita di fede dentro la Chiesa, fare un percorso che va avanti nelle esperienze che propone la parrocchia. E l'esperienza di Roma regala anche momenti di svago, di divertimento, di gioco, anche un tuffo in piscina per tantissimi dei ragazzi proprio poco fa. Adesso è il tempo della cena, poi alle 21 l'incontro con Federica Ancona, una ragazza della comunità dei Nuovi Orizzonti che racconterà proprio la sua personale esperienza di vita e di amicizia con Gesù. Da Roma è tutto, la linea può tornare allo studio. Bene, grazie a Don Luca Sardella, buon proseguimento, continueremo a seguire il pellegrinaggio anche nei prossimi giorni. Abbiamo sentito dunque del desiderio dei ragazzi di incontrare il Papa, noi ora facciamo un passo indietro e parliamo di ciò che ha detto Papa Francesco nell'Angelus domenicale. Ha chiarito un passaggio fondamentale: il paradiso, ha spiegato, non è a numero chiuso, ma la via per la vita eterna non è una bella autostrada. La sintesi della Radio Vaticana. Il paradiso non è a numero chiuso, ma si tratta di attraversare fin da ora il passaggio giusto che c'è per tutti, ma è stretto. Così Papa Francesco prima della recita dell'Angelus. Commentando un passo del Vangelo di Luca, il pontefice chiarisce che la via per la vita eterna non è una bella autostrada con in fondo un grande portone. Il passaggio è stretto e per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo. È una porta stretta, perché è esigente. L'amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi sforzo, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama il buon combattimento della fede. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno, per amare Dio e il prossimo.
Nel Vangelo un tale chiede a Gesù: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?» E il Figlio di Dio, nel rispondergli, capovolge la domanda, colloca la risposta sul piano della responsabilità, invitandoci a usare bene il tempo presente. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Il Signore ci riconoscerà non per i nostri titoli, insiste Papa Francesco, ma per una vita umile, una vita di fede che si traduce nelle opere. E per noi cristiani questo significa che siamo chiamati a instaurare una vera comunione con Gesù, pregando, andando in chiesa, accostandoci ai sacramenti e nutrendoci della sua parola. Questo ci mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva la carità e così, con la grazia di Dio, possiamo e dobbiamo spendere la nostra vita per il bene dei fratelli, lottare contro ogni forma di male e di ingiustizia. Ancora una volta, infine, Papa Bergoglio invita tutti a seguire l'esempio della Vergine Maria che è passata attraverso la porta stretta che è Gesù. Veniamo ora sul nostro territorio, vediamo le notizie di cronaca. Una collaboratrice domestica rubava nelle abitazioni in cui lavorava, ma è stata scoperta dai carabinieri. Il fatto è accaduto a Rapallo, nei guai una cinquantenne denunciata dai militari della locale stazione. Approfittando della sua mansione, nel tempo la donna ha sottratto diversi preziosi da 3 appartamenti. Secondo il lavoro di ricostruzione dei carabinieri, sono stati rubati monili in oro pari a 6.000 euro circa, portati via in un arco temporale compreso tra il settembre 2016 e il maggio di quest'anno. La refurtiva è stata rivenduta in vari compraoro del territorio. La donna, che vive nel Tigullio, è stata scoperta dopo un'attenta attività di riscontro cronologico rispetto alle denunce fatte dai proprietari delle abitazioni. E poi c'è un altro episodio, un uomo che non si ferma allo stop dei vigili e fugge verso Portofino, ma viene fermato al termine di un lungo inseguimento. È successo nella tarda serata di ieri, all'altezza di piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita Ligure. Un'auto non si è fermata al presidio della polizia municipale che gli intimava l'alt, anzi ha accelerato in direzione Portofino. I vigili si sono gettati all'inseguimento mentre la vettura compiva manovre pericolose come sorpassi in curva. Il mezzo è stato bloccato in via Favale. Al volante un chiavarese di 23 anni con precedenti, risultato privo di patente perché mai conseguita e senza l'assicurazione della macchina, quindi in caso di incidente non avrebbe potuto risarcire nessuno. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Per le violazioni è prevista una sanzione complessiva di circa 6.000 euro e il sequestro della vettura. Questo è il 103esimo sequestro di veicolo per assicurazione mancante o guida in stato di ebbrezza effettuato dall'inizio dell'anno da parte della polizia locale sammargheritese. Per l'intervento di ieri il sindaco si è complimentato con gli agenti. 54 multe e 1.400 oggetti sequestrati è invece il bilancio di metà agosto dei controlli effettuati nell'ambito del progetto Spiagge Sicure a Sestri Levante. 4 agenti di polizia municipale sono stati appositamente assunti per il servizio di controllo e di contrasto all'abusivismo che resterà attivo sino a metà settembre. Anche le misure di vigilanza notturna stanno dando risultati positivi, fa sapere l'amministrazione. Oltre alla convenzione gestita da Mediaterraneo Servizi con i locali del porto e del centro città, si è aggiunta la presenza di 4 operatori specializzati per il monitoraggio della Baia delle Favole e di Riva Trigoso. Secondo la Giunta Ghio, l'iniziativa ha dissuaso da comportamenti capaci di recare disturbo alla quiete pubblica. Cambiamo argomento, veniamo a Chiavari. I gruppi di minoranza tornano a chiedere la convocazione del Consiglio Comunale per avere chiarimenti sui progetti dell'amministrazione per l'area ex Italgas. Dopo la prima riunione sull'argomento, i consiglieri di Noi di Chiavari e del PD risollecitano la maggioranza per sapere come intenda bloccare il progetto di nuove edificazioni e quali risposte abbia ricevuto da legati e dal Ministero di Grazia e di Giustizia. Sentiamo le interviste dei consiglieri di minoranza. Perché la richiesta di un consiglio comunale per far chiarezza su quello che riguarda l'area ex Italgas? Abbiamo voluto chiedere un consiglio comunale per conoscere un po' lo stato dell'arte della situazione,
perché dopo l'ultimo consiglio comunale già convocato da noi minoranza alcuni mesi or sono, c'erano stati degli impegni da parte del sindaco di scrivere una lettera al Ministero di Grazia e Giustizia, alla divisione penitenziaria, proprio perché lì vicino c'è un carcere, e a sentire dei vari giuristi per poter verificare la possibilità di bloccare il progetto che prevede circa 12.600-13.000 metri cubi di nuove residenze in Piazza Roma. Quando si affronta un problema così complesso, ad un certo punto ci sono due soluzioni, due modi di agire. O si continua a cercare le responsabilità, cosa che è successo ad esempio nell'ultimo Consiglio, dove c'è stato un rimpallo di responsabilità tra chi, perché, per come, oppure si comincia a pensare alle soluzioni. E poiché sembrerebbe che nessuno voglia questa edificazione in via Trieste, credo che oggi sia giunto il momento in cui Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, che del resto sollecitano e stanno spingendo proprio per questo, si mettono intorno a un tavolo per dare anche una risposta al comitato. I punti sui quali volete chiarezza da parte dell'amministrazione quali sono? Uno, se si sono rivolti a dei legali e capire, o dei tecnici specializzati per capire come fermare il progetto. Secondo, come mai è andato avanti il progetto inspiegabilmente per 1 anno e mezzo senza che quelli dell'amministrazione ne prendessero coscienza veramente. E terzo, se il sindaco e l'amministrazione hanno avuto risposte dal Ministero di Grazia e Giustizia e se quindi il sindaco convocherà una conferenza dei servizi per rivalutare l'intero progetto. Da parte vostra avete delle proposte circa quest'area? Da parte nostra avevamo delle proposte che erano già nel nostro PUC, presenteremo un ordine del giorno stasera in Consiglio Comunale e speriamo che lo votino per bloccare il progetto e intavolare con Italgas un nuovo discorso su parcheggi e servizi al cittadino. Mettiamoci intorno a un tavolo, cerchiamo delle soluzioni. Anche qui sembra che io stia cercando le colpe, non mi interessano. Dobbiamo trovare soluzioni per evitare che questa cosa accada. Sono iniziati questa mattina nel quartiere di San Siro a Santa Margherita Ligure i lavori di collegamento pedonale tra via Somalia, piazza San Siro e corso Matteotti. Si tratta di un progetto di riqualificazione che consentirà l'ampliamento e la messa a norma del marciapiede. Previsto inoltre un ampliamento dell'isola ecologica per poter installare una casetta dell'acqua e in futuro eventualmente anche un ecocompattatore. Di fronte all'uscita dell'area giochi di Parcolà, infine, spiega il sindaco, sarà realizzata una zona di rispetto con relative protezioni, questo per permettere a tutti, in particolare ai bambini, di arrivare in sicurezza agli attraversamenti pedonali. Partiranno invece domani mattina le verifiche e i sondaggi lungo gli argini del torrente Rupinaro a Chiavari. È previsto infatti in giornata l'arrivo di un macchinario necessario per eseguire le prove geotecniche per le attività sul campo in laboratorio e inviato dallo studio Ugo Celotti con sede in Milano. Ad effettuare i sondaggi saranno i tecnici del raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi per lo scopo che entreranno nelle proprietà private insieme al personale del comune. I proprietari delle zone indicate potranno assistere anche mediante personale di fiducia. Le operazioni dovrebbero concludersi il 30 settembre. E in questo periodo estivo è aumentato del 200% il flusso dei transiti al porto di Chiavari rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e le previsioni sono per un mese di settembre da sold out. A dirlo la direttrice Chiara Vigo, secondo cui ci sono stati molti passaggi di stranieri da Francia, Germania e Inghilterra, ma anche ospiti provenienti da Cile e Australia. Oltre ai clienti affezionati, spiega la Vigo, c'è anche chi doveva fermarsi per una sola notte e poi è rimasto per soggiorni più lunghi. Infine, Marina Chiavari, calata a ovest, continua a lavorare per il futuro. Sistemata la diga a soprafflutto colpita dalla mareggiata, dichiara il presidente Franco Cavagnaro, abbiamo terminato il progetto della diga di Risacca, che è già stato presentato in comune e che vedrà un iter burocratico presumibilmente di oltre 3 mesi, prima di arrivare alla realizzazione di questa nuova scogliera. Torniamo alle notizie religiose. Non c'è soltanto la devozione per il santo, ma anche l'amore per un compaesano alla festa del patrono Antonio Maria Gianelli, celebrata ieri a Carro. Nella chiesa di San Lorenzo è conservata la reliquia della costola del santo. Qui i fedeli si sono ritrovati per la messa del mattino. Ci siamo stati, sentiamo. Era il 25 agosto 1835 quando una processione penitenziale guidata dall'arciprete Antonio Maria Gianelli ottenne la grazia alla Madonna dell'Orto affinché Chiavari venisse risparmiata dal colera. Un episodio, quello del miracolo delle rondini, che ancora oggi viene ricordato non soltanto a Chiavari, ma anche in Val di Vara, di cui Gianelli è patrono. La comunità di Carro ieri si è riunita nella chiesa di San Lorenzo per pregare il santo. Lo amiamo tutti. E siccome la parrocchia di Carro non aveva un santo patrono ma titolare della chiesa San Lorenzo, siamo riusciti ad ottenere negli anni '80
la fortuna di averlo come patrono nostro, Santo Giannelli, di conseguenza ne andiamo fieri in un modo particolare. La messa del mattino è stata celebrata dal viceparroco di Sesta Godano, che ha messo in luce il carisma del Giannelli, un uomo normale diventato santo, nato a pochi passi da lì, a Cerreta di Carro. Tutti, anche oggi, ha detto il sacerdote, possiamo fare della nostra vita un capolavoro. Uno degli insegnamenti di San Antonio che può essere più attuale in questa nostra realtà di oggi? Sicuramente l'instancabile ricerca della volontà di Dio. Sembra scontato, ma lui veramente in ogni sua scelta, in ogni sua azione, anche pastorale, ricercava in tutto e per tutto quella che era la volontà di Dio. Penso che anche noi dobbiamo ricercare sempre quello che Dio vuole da noi, nella vita di tutti i giorni. In serata la processione ha attraversato le vie del borgo con la statua del santo conservata in oratorio. Un'occasione per tutti per riscoprire le radici della devozione e gli insegnamenti del Giannelli. L'insegnamento dell'umiltà, di essere disponibili, infatti non mi ordina niente nessuno, ma in parrocchia cerco di dare il massimo di quello che sono le mie possibilità, anche perché non ho più 20 anni, ecco. Quindi cerco di collaborare proprio come avrebbe fatto il Giannelli e ci tengo molto, è il nostro santo. Le sedute del Consiglio Comunale di Genova saranno a disposizione anche delle persone sorde e ipoudenti. La diretta video dell'Assemblea, dunque, entro la fine di settembre, sarà trasmessa anche attraverso la lingua dei segni. La decisione è nata da un ordine del giorno approvato in febbraio all'unanimità. E sempre su input del Consiglio, inoltre, la Giunta genovese favorirà l'integrazione delle persone ipoudenti. Attraverso cartelli e con la pubblicizzazione all'interno dei siti istituzionali sarà evidenziata la possibilità di usufruire degli impianti di induzione magnetica collocati in aula e in prospettiva la loro estensione anche in tutte le sedi pubbliche comunali. È convocato per domani alle 18:30 il Consiglio Comunale di Cogorno. All'ordine del giorno ci sono 3 pratiche. L'amministrazione presenterà le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il prossimo quinquennio. Poi ci sono 2 interrogazioni presentate dal gruppo Cogorno Democratica Partecipativa. La prima ha per oggetto la mobilità nell'abitato di San Salvatore, la seconda riguarda la realizzazione della rotonda in zona Basco e la tempistica di realizzazione. Cronaca, 2 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un milanese e un imperiese fermati dai carabinieri di Santa Margherita Ligure e Rapallo nell'ambito del servizio di contrasto al fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. In entrambi i casi il tasso alcolemico era notevolmente più alto del consentito, patenti ritirate, per uno di loro è scattato anche il sequestro del mezzo. I carabinieri di Moneglia invece hanno denunciato 2 stranieri sorpresi a girovagare in città sprovvisti dei documenti di identità e di soggiorno necessari per la permanenza sul territorio italiano. E ora siamo allo sport, parliamo di calcio, torniamo sulla vittoria della Virtus Entella sabato sera al Comunale contro il Livorno, una vittoria tutt'altro che scontata per diversi motivi ma che ha dato entusiasmo alla squadra e alla tifoseria. Sentiamo. È buona la prima nel ritorno in Serie B dell'Entella che al Comunale davanti a una buona cornice di pubblico batte 1-0 il Livorno, si riparte dai gol di Matteo Mancosu. Era difficile aspettarsi una bella partita perché le prime si sa tra stanchezza e tutto non possono essere belle, però si vede subito il carattere della squadra e questo l'abbiamo dimostrato soffrendo alla fine. Ovviamente il Livorno è venuto fuori essendo in svantaggio, quindi cercava il gol con più costanza, però niente, siamo riusciti a tenere molto bene, abbiamo rischiato poco, siamo veramente contenti. Sapevamo che il loro tema poteva essere quello della palla lunga e l'abbiamo anche accettato. Non gli abbiamo mai concesso palle gol, questo veramente mi gratifica molto e gratifica molto la squadra, vuol dire che il grado di attenzione oggi è veramente massimale. È stata una partita che ha creato poche occasioni da tutte e 2 le parti. Loro sono stati bravi in vantaggio, noi un'occasione col palo c'è stata, però potevamo e dovevamo fare molto di più perché come intensità, come atteggiamento abbiamo fatto la partita giusta, però è anche vero che dovevamo variare il tipo di gioco, non dovevamo giocare solo col lancio lungo e dobbiamo cercare la manovra un pochino più, in maniera più efficace. E non era facile perché loro alle spalle avevano già una stagione di Serie B, mentre noi ci approcciavamo oggi dopo la sconfitta di Coppa Italia che comunque aveva lanciato qualche campanello dal punto di vista dei risultati e dovevamo per forza vincere oggi per
tante cose, dai, per il morale e per noi, perché secondo me ce lo siamo meritati veramente dal primo all'ultimo minuto. Lentella porta a casa 3 punti molto importanti al termine di una gara approcciata bene, sofferta nel secondo tempo, quando il Livorno ha espresso il massimo sforzo per pervenire al pareggio. I ragazzi di Boscaglia trovano 3 punti fondamentali per il morale, ma anche già per la classifica, e settimana prossima giocheranno lo Zini di Cremona alle 21 contro la Cremonese. Venerdì 6 settembre invece la Virtus Entella affronterà in amichevole il Genoa. La partita si giocherà al Comunale di Chiavari alle 20:30 in occasione della prima sosta per le nazionali. Infine la società oggi ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal Carpi del difensore Fabrizio Poli, classe 1989, nato a Bordighera. Nel 2016 Poli ha giocato una parte di stagione con il Carpi in Serie A. Ha portato il nome di Chiavari sul tetto del mondo, vincendo in Corea del Sud l'oro con la nazionale di pallanuoto. Per questo motivo Stefano Luongo, attaccante del Settebello e della Prorecco, è stato premiato dal presidente Antonio Gozzi sul prato del Comunale, poco prima della partita Virtus Entella Livorno. Un riconoscimento per il numero 3 azzurro, applaudito da tutto lo stadio per questa impresa. Ancora sport, va in archivio con i numeri di successo la 66esima edizione del Trofeo del Tigullio, gara nazionale della Federazione Italiana di Golf e disputata sul green di Rapallo. Sul gradino più alto del podio per la classifica maschile Mattia Vetricini del Golf di Cervia, mentre in quella femminile medaglia d'oro a Iole Pininfarina del Golf di Torino. Buona la prestazione anche degli atleti di casa che hanno giocato all'altezza delle loro potenzialità, dando il massimo in tutti e 3 i giri di gara. Da sottolineare la prestazione delle sorelle Lucrezia e Lorena Rossettin, classificatesi al terzo e quarto posto. Tra i giovanissimi, il risultato del 13enne Alfredo Migliorini, che ha totalizzato il miglior score di giornata. Il Violento Acquazzone, che si è abbattuto su Rapallo nella seconda giornata di gara, non ha messo in difficoltà gli organizzatori che, superata la parentesi in maltempo, hanno potuto contare sul sistema di drenaggio del terreno e quindi proseguire regolarmente con il torneo. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti per martedì 27 agosto. Dalle 9 alle 13 in via Salvi, zona Tannino a Sestri Levante, sarà allestito il mercato agricolo e delle autoproduzioni a chilometro zero. Possibilità di acquisto diretto di prodotti agroalimentari della zona. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguinetti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi datati intorno ai primi dell'Ottocento. Apertura dalle 9 alle 14 per il Museo Archeologico al primo piano di Palazzo Rocca in via Costaguta a Chiavari, in esposizione reperti e testimonianze archeologiche provenienti dal territorio chiavarese. Dalle 16:30 nella ludoteca all'aperto al Parco Casette Rosse di Sestri Levante si potrà assistere al racconto Che viaggio, con proposta di costruzione di un gioco in scatola da viaggio. Nell'ambito delle serate Fai d'estate, dalle 19 a Casa Carbone a Lavagna si terrà l'aperitivo in giardino con possibilità di visita alla splendida casa museo. Nell'ambito del festival, parallelamente nel centro storico di Sarzana, dalle 20:30 nello spazio oltre colonna in piazza Firma Fede sarà proposta la performance Ulisse Verticale da parte della compagnia Die Faulen. Tigullio Teatro entra in scena a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure. Alle 21 con ingresso libero sarà possibile assistere alla presentazione di Lunaria di Vincenzo Consolo a cura di Lunaria Teatro con la regia di Daniela Ardini. Per le mostre, sino al 1 settembre sarà visitabile al Parco delle Mura ad Eiva Marina la mostra fotografica L'immagine dell'almanacco Virtus Entella, l'orario dalle 18 alle 24. Sino al 15 settembre all'oratorio di San Bernardino a Castiglione Chiavaresi si potrà ammirare la mostra Diari di viaggi, immagini da itinerari lontani e tragitti nella quotidianità di Chiara Giambruni e Laura De Nicola. Per le visite contattare il comune allo 0185 40 80 16. Bene, siamo giunti al termine del telegiornale, ci ritroviamo domattina puntuali con la nostra rassegna stampa delle 7:30. Per tutti gli altri aggiornamenti continuate a seguirci sul sito teleradiopACE.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.